Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live splash del vostro Marietto iniziale. Oggi parleremo di una situazione che capita spesso a delle persone che per parecchio tempo sono sole, uomini e donne. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in radionica, radiestesia, teologia del mitismo, abbiamo più di 1400 amici e poi abbiamo anche il gruppo dei casti sacerdotali con 650 amicizie dove periodicamente sia il Decamarietto veneziano propongono dei link come si dice, sui prodotti e sui video del Marietto o di Inter. Poi abbiamo il sito capitano.altervista.com fondato nel 2015 a Marietto Veneziano in cui ci sono più di 20 ebook fatti dal vostro Marietto con tanto di istruzione e circuiti di radionica e radioestesia. Ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radioestesici. Qualcosa vuol ben dire. Bene, vi ricordo anche che ci sono anche le shop, no? Dove il The Guardian e il Magneto Veneziano promuovono questo ciondolo, ad esempio, da 150 euro più 10 euro di spedizione, più altri prodotti tipo pulizia, reti propiziatori, eccetera. Bene, parliamo adesso un po' di queste situazioni in cui ci sono le persone che a un certo punto si rendono conto che restano da soli. No? Certo, uno dice meglio solo che mal accompagnato. Alcune volte, no, queste cose qui avvengono proprio perché nella persona o intorno alle persone, no, si creano delle condizioni mentali, no, delle gabbie mentali in cui precludono altre persone a livello vibrazionale di avvicinarsi, no? E queste cose qui perpetuano, no? Ci sono persone che a 50 anni rimangono sole, ci sono persone che a 30 anni rimangono sole e ci sono persone che è meglio che rimangono soli perché fanno danno dove arrivano, no? Ci sono persone che attirano sempre problematiche, no? Ogni cosa che toccano va in cioccolata, no? Chiaramente gli altri, le persone a livello energetico stanno lontano. Quindi, che cosa bisogna fare per incominciare a smuovere queste situazioni negative? Beh, la prima cosa che mi ha detto Vinciano di Gara dicono è sempre la pulizia energetica, così da andare nel passato a pulire queste croste a livello energetico che si sono attaccate anche da antenati. Cioè uno, infatti nella Bibbia c'è scritto che i figli per 1000 generazioni pagheranno gli errori dei padri. No? Quindi è chiaro che se avete avuto un antenato che ha fatto qualche biricchinata, voi non ci crederete, ma molto probabilmente qualche piccolo difettuccio lo dovrete pagare anche voi. Poi, fatto questo, si può optare per attivare dei riti propiziatori per scardinare questo ciclo negativo, oppure un sigillo salamonico che in un certo senso ricopre, ricuce quella mancanza che avete a livello planetario quando siete nati, perché ogni persona quando nasce a livello planetario ha delle problematiche che siano i soldi, il lavoro, nessuno è nato perfetto, no? È chiaro che una base va il karma, una base va anche queste, come si dice, influssi planetari che a un certo punto negano a una persona o disabilitano una persona la possibilità di conoscere altre persone. E allora si possono fare o i sigilli, oppure anche il ciondolo aiuta perché lo si può programmare, oppure si fanno dei riti propiziatori per fare in modo che quella persona conosca delle persone a livello vibrazionale, no, idonei. Però bisogna sempre tenere conto delle tempistiche. Non è che uno fa un sigillo e domani incontra il principe azzurro. In realtà dovrebbe incontrare l'anima gemella. Il fatto è che il sigillo non è un robot, il sigillo a livello karmico cercherà di fare qualcosa, ad esempio, per voi. E se voi avete una mancanza a livello sentimentale, il sigillo ogni giorno cerca di ricucire quello strappo a livello planetario che avete avuto quando siete nati. Ma ci metterà magari anni. Ma però bisogna iniziare, cioè dal cielo, il salto quantico, la settima dimensione, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, Gabriele, Michelangelo, gli UFO, gli extraterrestri, il Theta, il Reiki, quelle cose lì non funzionano perché è New Age, no? Cioè funzionano nella misura in cui uno ci crede, nel senso a uno gli possono dire che la Terra è piatta e lui ci crede.
Però nella realtà non arriverà mai l'anima gemella se non fate le cose come le spiegavano 6 o 30.000 anni fa. Queste cose qua sono cose moderne, no? Quindi il discorso è molto semplice. Quando uno rimane da solo deve incominciare a farsi un bel punto di domanda, una bella pensata e cercare delle soluzioni pragmatiche, lo ripeto, soluzioni pragmatiche, non andare su Facebook, entrare nei gruppi, mi è sparito l'amico, ditemi cosa posso fare gratuitamente. Gratuitamente in questo mondo non esiste niente perché ci sono gli scambi di energia. Mm? E il buonismo non funziona, ve l'ho già spiegato in altre pillole. I buoni attirano i cattivi. Se c'è un buono a destra, a sinistra ci sarà un cattivo viceversa. Dovete essere giusti, no? Quindi, cosa si fa? Prima la pulizia, secondo ho un sigillo, un rito propiziatorio. E poi non è che piove giù dal cielo Gesù bambino, Babbo Natale. E poi adagio, se un rito propiziatorio non basta, se ne fa un altro. Chiaro che poi uno o una dice posso prendere il primo che arriva, ma il primo o il secondo che arriva magari mi creano dei danni. E quindi dovete sempre fare un'indagine radionica o radiostesica, che è ancora meglio, per sapere se quella persona che poi incontrate è quella giusta. Se no, fra 5 anni potreste essere davanti al pretore magistrato per divorziare. Capito? Bisogna sempre valutare tutte le opzioni. Se no, cari amici, la cosa non funziona e rimarrete sempre soli. Perché potreste essere soli anche con un vicino o a letto un compagno. Dovete proprio trovare l'anima gemella. Bene, grazie cari amici di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.